Benvenuti alla prima edizione del Sardegna Expo Mediterraneo. È un'edizione speciale che nel tempo ci auguriamo possa portare sempre più attenzione ed interesse su questa parte della città che ha bisogno di essere rivalutata e utilizzata da tutti i cittadini. Quest'anno abbiamo dato proprio una svolta rispetto alla tradizionale manifestazione fieristica. C'è un po' di tradizione perché ci sono gli espositori affezionati alla Camera, al Centro Servizi, che è la sua azienda speciale, nei settori dell'agroalimentare, dell'arredamento, dell'oggettistica, dell'antiquariato, ma ci sono anche tantissimi eventi di spettacolo, di musica, marionette, le degustazioni dei vini, eventi culturali che parlano di riciclo, che parlano della filiera delle olive. Tutto questo per dimostrare quanta potenzialità ha questo spazio, che noi non vogliamo, noi per primi, ente pubblico, diciamo così, che venga abbandonato o comunque che via via, diciamo così, lo sia. Quindi noi abbiamo cercato di creare tanti spazi diversi, veramente per tutte le famiglie. Ci sono le giostre per i bambini, c'è una specie di Kinderheim affinché i genitori possano eventualmente lasciare a personale qualificato i propri figli e godersi magari uno spettacolo o un convegno o una degustazione guidata da sommelier professionisti. Quindi, come dire, noi abbiamo dato fiducia a questi spazi e ci auguriamo che i cagliaritani ce la restituiscano. Lei, direttrice, mi perdoni se la interrompo, in apertura ha detto una cosa importante: vogliamo creare come ente fiera una sinergia con la regione, la città metropolitana, con tante associazioni, per poi dar vita a una nuova fiera della Sardegna. E poi c'è anche lo spazio della Sardegna Grandi Eventi che sarà trasferito qua. È vero, questa è una grande novità di cui i giornali hanno parlato un attimo prima che in effetti questo accordo fosse realizzato, ma è questione proprio di giorni. L'Arena Grandi Eventi sarà in effetti qui presso gli spazi della fiera, cominceremo a giugno, finiremo a settembre, ci saranno artisti sardi e non solo, nazionali di maggiore o minore spicco, però tutto questo avverrà nel rispetto, diciamo così, della musica, nel rispetto dei cittadini di Cagliari che meritano di avere questo tipo di eventi. Stiamo facendo anche delle convenzioni per gli eventi più importanti con le compagnie di trasporto e le faremo probabilmente anche con Sogaer, la nostra azienda che cura il trasporto aereo, e quindi si stanno creando le condizioni affinché la Camera di Commercio con i partner istituzionali, Regione Sardegna e Città Metropolitana possano veramente utilizzare al meglio questi spazi, proprio nell'interesse della ripresa dell'economia locale. Noi ci crediamo, vi aspettiamo affinché ci si possa rendere conto che siamo tutti dalla stessa parte.